Il modello di rappresentanza va ridisegnato ed ecco come le piccole e medie imprese venete ricomporranno entro un paio di mesi, comunque prima della fine dell'estate, il loro assetto. Le 3 associazioni esistenti, conosciute come API e radicate in altrettanti ambiti territoriali, non ci saranno più. Più che sparire si fondono in un'unica associazione, la rappresentatività territoriale resta perché qualcuno deve comunque raccogliere le esigenze specifiche del territorio, perché Belluno è diverso da Verona, da Vicenza, da Treviso, da Padova, da Venezia e Rovigo, e ci sarà un rappresentante per ogni provincia con un coordinamento globale. Con un unico soggetto le piccole e medie imprese contano di diventare più incisive nei confronti di banche ed istituzioni, a favore delle 6.000 imprese venete che danno lavoro ad almeno 87.000 addetti. Un percorso iniziato da circa un anno che ha trovato nell'imprenditrice padovana Patrizia Barbieri la presidente e nel veneziano Ivan Palasgo suo vice. Direttore generale sarà Piero Orlando Roccato con Davide Donofrio suo vice. A presiedere il consorzio fidi di API sarà invece Enrico Dall'Osto. Il nostro ruolo è quello di ovviamente salvaguardare l'impresa in primis, garantendola nel confronto del sistema bancario. Però siamo anche un elemento di consulenza, anzi io dico sempre che siamo prima un elemento di consulenza e poi elemento di garanzia. E questo qualche volta nel sistema bancario non viene ben compreso. Con le banche c'è da recuperare davvero un rapporto, un cambio di marcia assoluto. Assolutamente sì, anzi bisogna rovesciare il rapporto, più che recuperarlo bisogna invertirlo. Obbligatorio anche perché in 5 anni sono state bruciate le risorse costruite in 50 anni. Non c'è neanche più il grido di dolore a questo punto. Sì, purtroppo oggi quello che emerge è un imprenditore rassegnato e credo che il nostro compito oggi sia quello di interpretare questa rassegnazione, dargli un ulteriore motivo invece di credere ad un futuro che pur incerto però possiamo ancora determinare. Oltre alla struttura per il credito, il Confapi Veneto potrà avvalersi di un'attività condivisa con 6 organismi delle piccole e medie imprese collegate che si occupano di previdenza complementare, sanità integrativa, salute, sicurezza, apprendistato e strumenti bilaterali di sostegno al reddito.